Cari ascoltatori, dagli studi di Radio Veneto 1 proseguiamo le trasmissioni di Veneto 1 Classica e abbiamo qui un ospite illustre. Io insomma vorrei un po' definirlo il virtuoso di uno strumento meraviglioso che è il contrabbasso. E vorrei presentare Luca Stevanato. Buongiorno. Buongiorno a te. Grazie tanto di essere venuto e di aver portato un tuo fedele amico che mi sembra sia dietro le tue spalle lì, che poi è il contrabbasso. Beh, insomma, tu sei sicuramente un raffinato interprete di questo strumento. Ti ho sentito e lo fai veramente cantare. Ecco, vorrei chiederti, Luca, qual è stato il tuo inizio, il tuo là? Chi è che ti ha dato la... Beh, io avevo una famiglia dove c'erano diversi musicisti. Sentivo suonare tutte le mattine, specialmente la domenica, musica classica. Io avevo un fratello violinista, anzi tuttora è violinista molto attivo. E altri Che si chiama? Si chiama Giacobbe. Sì, suona il violino. E proprio lui, dopo che io avevo imparato la musica, a leggere anche la teoria della musica e anche a suonare altri strumenti un po' da dilettante, proprio lui mi ha consigliato di studiare la musica classica seriamente, e quindi io sono entrato in conservatorio per studiare contrabbasso. Quindi sei entrato in conservatorio? Dove? Quale conservatorio? A Castelfranco. In Castelfranco Veneto con insegnante, si chiama? Si chiama Franco Marzorati, che adesso è in pensione. Sì. E vive a Venezia. Lui suonava alla Scala a Milano. E ha suonato con Cara, Ianco i Grandi. Poi è venuto alla Fenice, faceva il secondo contrabbasso alla Fenice e insegnava in conservatorio. Io ho studiato con lui e poi ho preso lezioni anche durante i corsi, però anche dopo ho fatto ovviamente corsi di perfezionamento. Ho fatto dei corsi di perfezionionamento con anche ho quel studiato un po' con contrabbassista con tedesco, Streicher. Streicher, no? Streicher era il primo contrabbasso dei Wiener. Molto bene, caro Luca, vedi, io tra l'altro ho qui in mano questo strumento tuo, è l'arco, e te lo consegno ora proprio per darci un esempio, un saggio, innanzitutto delle tue doti dell'artista del contrabbasso, tecniche soprattutto ed espressive che hai. Però visto che parlavi di Dragonetti, mi sembra che c'è qualche brano che è molto 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 bello. Potrei fare un valzer di Dragonetti, che sono dei pezzi sicuramente autentici di Dragonetti, a differenza del concerto che è stato scritto forse da qualcun altro, però questi pezzi sono originali e Dragonetti era un compositore contrabbassista veneziano molto importante, perché ha sviluppato la tecnica dello strumento del contrabbasso. Un grande virtuoso, sì, sicuramente virtuoso. Una tecnica che poi è servita anche ai compositori, anche tedeschi, perché lui poi è morto a Londra, ha girato il mondo, ha conosciuto Haydn, forse Beethoven, è servito anche poi per usare il contrabbasso nell'orchestra. Bene, allora sentiamo di Dragonetti. Valzer numero 1. Valzer numero 1, naturalmente, interpretato ed eseguito da Luca Stevanato. Intanto buon ascolto, a te l'archetto. Grazie.
Caro Luca, complimenti. Tra l'altro è un pezzo anche impegnativo. Sappiamo che poi il contrabbasso è uno strumento sicuramente difficile. Poi si dice che tutti gli strumenti sono difficili da suonare, però io credo che il contrabbasso non sia da poco farlo cantare e farlo suonare in maniera virtuosa, anche come fai tu, vero? Sì, il contrabbasso come solista è sempre stato qualcosa di sconosciuto, anche se ci sono sempre stati dei virtuosi, dei solisti, e un repertorio solistico come questo cerca di essere, però negli ultimi anni, adesso recentemente col contrabbasso si può fare di tutto. Ma scusa, ti interrompo, caro Luca. Sì, fa parte della famiglia dei cordofoni, no? Mi sembra, sì, tra l'altro, nell'orchestra. E ha 4 corde, ma ho visto, e ci sono, sappiamo anche, dei contrabbassi che hanno 5 corde. Sì. La cordatura del contrabbasso? Il contrabbasso ha sempre avuto, come anche altri strumenti, per esempio adesso un po' di moda suonare con il violoncello a 5 corde, come Bach pare abbia scritto la sesta suite. Comunque il contrabbasso ha sempre avuto questa particolarità di poter variare il numero di corde. Fino a fine 800 in Italia si suonava a 3 corde. Interessante. Sì, questo, e in Italia e in Francia, mentre poi è stata aggiunta la quarta e nel Novecento anche la quinta corda per arrivare al Do o al Si più basso, a riempire proprio tutta l'estensione possibile. Successivamente mi sembra invece accordate Sol, le note sono Sol, Re, La cordatura è partendo dall'alto Sol, Re, La, Mi. In caso di 5 corde si fa accorda in Si o in Do. E l'epoca di Dragonetti? L'epoca di Dragonetti suonava a 3 corde. Suonava a 3 corde? Che erano accordate fino anche Bottesini. Sì. Dal basso La, Re, Sol. Mentre in orchestra accordavano Sol per avere il suono più basso, Sol, Re, Sol per arrivare più basso. Ancora anche nelle opere di Verdi, e io mi ricordo nel Hernani c'è scritto a un certo punto: i contrabbassi scordino la terza corda fino alla bemolle. Quindi, allora mi ricordo che un direttore mi ha detto: tu devi scordare la terza corda alla bemolle. Abbassarla, no? Sì, certo, allora ho detto: ma non è necessario che lo fa, perché adesso abbiamo la quarta corda, mentre allora quando serviva abbassavano la corda di un semitono o di un tono per avere il suono più basso. Bene, caro Luca, allora facciamo un altro esempio, visto che siamo sempre in clima anche di questi grandi della storia. Sono stato Dragonetti, il veneziano, poi parlavi appunto di Bottesini. Il Bottesini è stato considerato Bottesini il Paganini addirittura del contrabbasso. Sì, perché effettivamente rispetto anche il pezzo che avete sentito, la tecnica di Bottesini va oltre, sia per l'uso di armonici, per l'estensione, per l'ampiezza della gamma di suoni che usa, sia per il fatto che fa fare dei cantabili che sono lirici, qualcosa che che va oltre, uno pensa che sia oltre le possibilità dello strumento, quando invece poi lo strumento riesce a realizzarlo. Certo. Bottesini nasce nel 1821 e muore, mi pare, nel 1889. In quell'arco di quegli anni lì lui insomma ha veramente dato una grande sviluppo, no? Della tecnica virtuosa del contrabbasso. Sì. È stato anche un grande direttore d'orchestra. Mi sembra che abbia fatto anche diretto la prima della Ida. Questo dopo qualcuno l'ha messo in dubbio, non posso dirlo con certezza, però comunque era un direttore importante e un compositore molto interessante, che
Ha scritto anche una sinfonia, mi sembra. Ha scritto anche pezzi musica per da camera, ha scritto diverse cose, non soltanto per il contrabbasso, anche se è conosciuto soprattutto perché certo. per il suo... Caro Luca, allora facciamo sentire. Potremmo fare l'elegia in re, facciamo che è sentire uno l'elegia in re pezzi, sì, di i pezzi Bottesini. bravi più interessanti. Diciamo il nome di Bottesini, che l'ho scordato. Giovanni Bottesini. Giovanni Bottesini. Bene, allora di Giovanni Bottesini ascoltiamo Elegia in re, naturalmente interpretata da Luca Stevanato, e ti accompagno al pianoforte, caro Luca. Bene, buon ascolto. E dagli studi di Radio Veneto 1 abbiamo ascoltato di Bottesini questa bellissima, famosa anche elegia in re, che tra l'altro insomma è impegnativa perché sono degli armonici famosi quando si sfiora la corda, che crea quell'effetto appunto del raddoppio dell'ottava del suono, no? E non è semplice sicuramente farli poi in uno strumento così impegnativo come il contrabbasso, vero Luca?
È una tecnica che nel contrabbasso riesce un bel effetto, questo si fa anche con gli altri strumenti, ma il contrabbasso, avendo la corda lunga, gli armonici sono molto belli, si usano anche molto nella musica contemporanea, sì. in un altro modo perché si usano in un ambito atonale. Certo. Ma la storia un pochettino del contrabbasso, mi sembra che sia insomma un po' anche forse nata anche probabilmente a Venezia con Vivaldi, col basso continuo, no? O dal violone, si chiamava il violone, mi Sicuramente sembra. gli strumenti ad arco nascono nel nord Italia e Venezia è una parte importantissima sia per i materiali sia per gli scambi che favorivano proprio anche il commercio, la produzione di strumenti che ci sono ancora adesso, sono fra i più quotati, fra i più migliori strumenti preziosi che restano, anche se gran parte sono stati andati a finire all'estero purtroppo. E, però così gli strumenti, la musica, tutta la cultura dal Cinquecento ai tempi poi di Vivaldi si è sviluppata moltissimo e quindi il contrabbasso è importante. Si sa che Vivaldi faceva raddoppiare il basso dai violoni o I contrabbassi. violoni, appunto. Violoni è un termine un po' generico, che Generico. ovviamente descrive degli strumenti ad arco grandi. Bene Luca, abbiamo anche altri esempi. Tu hai suonato ad esempio, sì, musiche appunto anche di Vivaldi. Mi sembra che c'è anche un video che vorrei far sì. vedere. C'è un video, sì, in questo si vede dove un concerto che ho fatto recentemente, dove si fa il concerto per 2 violini, mi sembra in sol minore di Vivaldi, ma poi è interessante perché io vengo ripreso la ripresa è fatta dalla mia parte, si vede praticamente quello che io vedo quando suono. Quando l'ho visto, questo ho pensato interessante. Certo. Perché Beh, abbiamo mi un sembra esempio, di essere lì. abbiamo un primo esempio probabilmente di musica appunto dove c'è anche musica antica, di barocca, dell'epoca appunto di Vivaldi, un esempio della funzione del contrabbasso, in questo caso di basso continuo. È quella di fare il forse. basso insieme col violoncello e il clavicembalo o l'organo, a seconda, di raddoppiare i suoni gravi. Benissimo, allora andiamo a vedere questo bel esempio appunto di Vivaldi. Che cosa è? Concerto in sol minore per Concerto- 2 violini e archi e basso continuo. Benissimo, allora buon ascolto.
Bene, abbiamo sentito di Vivaldi il concerto Concerto in sol minore per 2 violini. in sol minore per 2 violini, caro Luca. Siamo sempre qui con un ospite illustre, Luca Stevanato. Sì, Stevanato. E sei di origine naturalmente veneta, sei nato... Assolutamente, sì. Nato a Venezia, Treviso? Io sono nato a Spinea. A Spinea, quindi sei, respiri aria di Veneto, di mare anche vicino, Sì, no? un E po'. Vivaldi. Luca, tu hai avuto molte esperienze invece anche con delle importantissime orchestre, la Fenice, anche del Trieste. Sì, perché il contrabbasso è uno strumento che fin dall'inizio nasce per raddoppiare, per riempire le parti ritmiche, armoniche, e quindi... Certo, però ci sono degli esempi che nel caso anche dell'orchestra, per esempio delle opere come Giuseppe Verdi, dove il contrabbasso non ha solo una funzione di sostegno del basso, naturalmente, della sonorità, vero, dell'orchestra, però in quel caso ci sono dei casi dove invece... Adesso che mi fa pensare, sì, all'Otello. Nell'Otello c'è un esempio molto interessante. Verdi usa lo strumento proprio per il suo timbro, Sì. e non è molto lusinghiero il fatto che nei momenti più drammatici, nei momenti peggiori dell'opera, tocca ai contrabbassi far sentire la loro voce. L'Otello è un caso dei peggiori, perché quando Otello gli vengono i peggiori pensieri, e lì c'è il solo dei contrabbassi che è sempre... suoni. È scuro, è lamentoso. Questi suoni gravi, quindi insomma poi anche quando sale nelle note più acute, che poi allora saranno stati dolori davvero, perché con le corde di budello che avevano saranno stati parecchio stonati sicuramente, quindi ancora certo, più non doloroso tenevano la cordatura facilmente le corde di budello. Sì, infatti. E quindi anche quando sale nelle note acute diventa un lamento grottesco, no? Allora sentiamo subito un esempio. Io ti prendo subito, visto che hai qui il tuo compagno contrabbasso. Sentiamo questo esempio Lo dall'Otello. faccio sentire. Va bene, prego, buon ascolto. Beh, è un esempio, come appunto dicevi, di questo dell'Otello di Verdi, dove il contrabbasso dà delle emozioni, insomma, un po' anche un momento di terrore, no? Mi sembra. Sì. Le opere sono di vari contrasti. Ma, per esempio c'è anche degli effetti che fa il contrabbasso. Insomma, per esempio nella Sinfonia La Pastorale di Beethoven, nel passo del famoso del temporale bisogna fare delle quintine, no? Sestine. Lì c'è tutta questa anche qui è un effetto, perché mi sembra che di non si suonano proprio tutte le note. È molto difficile. E quindi si fa quasi una specie di glissato. Dopo che uno cerchi di farle e non vengono, o uno non le faccia direttamente. Ecco un'esperienza che hai avuto con un'orchestra che spesso... Le orchestre, ho suonato con molte orchestre. Quali sono? Abbiamo detto prima la Fenice, hai lavorato con la Fenice ho suonato
Ho suonato diverse volte negli anni intorno al 2000, ho suonato anche recentemente, ho fatto la Sagra di Primavera. Sagra della Primavera, sì, bellissimo. Con Molto ritmico. Kitaenko, Sì. È un grande... Con Kitaenko, direttore, sì. Grande direttore, è riuscito a tenere insieme tutto anche con relativamente poche prove. Sono molto contento di essere tornato in teatro. Poi questa prestigiosa orchestra che è la nostra orchestra veneta, che è il Teatro La Fenice. Sì, un'ottima orchestra. Ho suonato poi con l'Arena di Verona, ho fatto 2 stagioni, così ho conosciuto diverse opere abbastanza bene. Ho suonato con l'orchestra di Trieste, la stagione sinfonica anche lì. Allora ho potuto suonare la sinfonia di Mahler e tante diverse altre cose. Caro Luca, oltre che essere, io so che tu sei, come abbiamo sentito, un virtuoso del contrabbasso, però hai anche questa espressività, ma sei anche compositore. So che hai scritto un brano che poi mi hai fatto sentire qualche tempo fa. Volevo dargli un titolo, poi dimmi se... Mi dà l'impressione di Venezia questo brano, un po'. Beh, sai che... Pensiero veneziano. Che tu abbia indovinato, perché la parte centrale, dove io uso degli armonici insieme con le corde, in realtà io l'ho scritta per metterla sopra una poesia di Mario Stefani, un poeta veneziano, Mario Stefani, che conoscevo perché abitavo a Venezia allora. Sì. E io gli avevo detto che avrei scritto un pezzo sulla sua poesia, che poi in realtà non ho fatto perché purtroppo le cose sono finite tragicamente per lui, non ho più potuto rivederlo. E quindi ho fatto questo preludio dove entra anche questo punto. Quindi il preludio possiamo oggi insomma dargli questo nome, ma forse preludio veneziano, no? Questo è la mia sensazione che mi ha dato quando l'ho ascoltato. Penso che è azzeccato. Allora lo facciamo sentire adesso, sentiamo anche le tue naturalmente capacità anche di compositore, trovo questo pezzo veramente interessante. Preludio, e mi permetto, veneziano, caro Luca, che ci fai sentire oggi dagli studi di Radio Veneto 1, con gran piacere, e vi auguro buon ascolto. Grazie.
E dagli studi di Radio Veneto 1 abbiamo ascoltato una composizione di Luca Stevanato, di questo nostro illustre ospite che abbiamo qui, caro Luca, siamo anche amici. Tra l'altro hai anche partecipato e hai suonato anche con i solisti di Radio Veneto 1, recentemente abbiamo avuto questa esperienza con le 4 stagioni di Vivaldi. Quindi ci ha unito Vivaldi in qualche modo, vero? Senti, per concludere, siamo giunti ormai al termine di questa trasmissione, caro Luca. Ho avuto piacere di averti qui in studio e insomma ci hai raccontato molte cose interessanti di questo strumento, questo nobile strumento che purtroppo forse non è ben conosciuto, a parte nel jazz, no? Perché nel jazz spesso lo si vede, certo. Però nella musica classica a volte sembra che sia un po' lì messo tra virgolette, attenzione nell'angolo. In realtà è un nobile strumento, difficile da suonare, ci vuole una grande passione come il tuo, Luca, che poi ci hai dimostrato, insomma, di avere queste doti splendidi e di suono anche molto calibrato e raffinato. Questo è un'emozione che mi dai. Le tue esperienze sono state comunque vaste, orchestre eccetera, ma mi raccontavi che hai un piccolo aneddoto insomma, problematico a volte può avere lo strumento. Sì, ma gli aneddoti sono sempre sul portare in giro lo strumento. E non è un flauto. Ma io infatti dico sempre il problema non è tanto suonarlo, è portarlo in giro lo strumento. Che mi è successo di una volta di dover fare il Ponte della Libertà di Venezia, da Mestre a Venezia con lo strumento a piedi quando si era bloccato, quando c'era successo incidente. Vabbè, non è poco, mi sembra qualche chilometro. Mi sono fatto tutto il Ponte della Libertà. Perché avevo un concerto e non potevo mancare. E poi sono arrivato, c'era una flautista che voleva fare le cose tutte velocissime, tutte leggerissime. Un momento che prendo fiato. Poi mi ricordo quando andai a suonare in Bangladesh a Dhaka, all'ambasciata, e mi procurarono uno strumento bengalese. Aveva un riccio, sembrava un tempio. Quindi un contrabbasso bengalese. La F sembrava i baffi di Sandokan. Il problema maggiore è che le corde erano piatte, sì. e l'arco non poteva cambiare corda. Certo sì, non è possibile fare. E quindi hanno dovuto suonare senza di me. Ho dovuto fare il concerto senza. Bene, cari ascoltatori, siamo appunto arrivati al termine di questa trasmissione con questo illustre ospite, Luca Stevanato, che ci fa sentire un ultimo brano per concludere. Ritorniamo a Dragonetti. Sì. Posso chiederti ancora uno di quei pezzi? Volentieri. Dragonetti ha scritto diversi di questi valzer, brevi valzer. Potrei fare un altro di questi valzer. Naturalmente ricordiamo che Dragonetti il quarto e il quinto. Volevo ricordare che Dragonetti è un compositore veneziano, quindi torniamo ancora nella nostra terra veneziana, facciamo un omaggio a Venezia. Tra l'altro ha lasciato il suo strumento alla Basilica di San Marco, nel museo, il suo Gasparo da Salò. Pare sia il più antico contrabbasso esistente. E si trova appunto. Si trova lì, sì, si può vedere, è stato restaurato recentemente. Il tuo strumento, se mi permetto, il mio strumento è di un liutaio tedesco, che ne ha fatti molti. Ricordiamo il nome? Si chiama Rubner. Si chiamava. Aveva un laboratorio, lavorava insieme con altri colleghi, una decina, e faceva molti contrabbassi. Adesso hanno chiuso da 10 anni. Però fanno degli strumenti. Il mio strumento non è niente di importante. Ho avuto anche strumenti importanti, però con questo preferisco suonare con questo, sia perché è molto robusto, non ha problemi, e non si è mai rotto, regge sempre anche l'umidità e così via, e ha una sonorità che va bene un po' per tutto, per l'orchestra, per i soli, anche per il jazz, un po' per tutto. Bene, allora andiamo ad ascoltare appunto di Dragonetti questo valzer in sol maggiore, interpretato da Luca Stevanato. E naturalmente allora ti ringrazio ancora di essere stato ospite, per noi è stato un onore averti qui negli studi dell'invito. Degli studi di Radio Veneto 1. Ringraziamo naturalmente tutti i tecnici e lo staff sempre di Radio Veneto 1. E allora buon ascolto con Luca Stevanato, il suo amico
il suo amore, il contrabbasso, bene, con Dragonetti, il valzer. Grazie. Buon ascolto.